Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Il giorno dopo di Hellas Cagliari, ho voluto fare questo video perché mi sono accorto di non aver parlato di alcune cose della partita e quindi ne approfitto appunto per parlarne nel video del giorno dopo. Magari, che ne so, potrebbe diventare una nuova serie, non lo so, vedremo. Comunque, allora, partiamo dalle cose che mi sono dimenticato, me le so segnate in punti, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 punti, quindi un po' di cose me le sono dimenticate. Allora, partiamo facendo i complimenti all'Hellas e soprattutto per il secondo gol di Di Carmine che è stato veramente molto bello, nulla da dire, spettacolare. Secondo punto, il cambio Pereiro per Birsa. Io faccio seriamente fatica a comprenderlo, anche perché ok che Pereiro nel primo tempo non avesse fatto granché, ma nemmeno Birsa nel secondo pare chissà che abbia fatto. Però vabbè, non riesco a comprendere questo cambio. Poi ho letto alcuni commenti e su questo voglio trattare molto questo argomento, cioè voglio giustificare, vabbè, avete capito. L'alibi, l'alibi, ma non avevamo Joao, non avevamo il Ninja e non avevamo Oliva. Ragazzi, dalla partita con la Samp in poi, dalla partita con la Lazio in poi, Joao, Ninja e Oliva ce li avevamo costantemente, eh? Non è che questa l'abbiamo persa perché non c'erano loro tre, mettetevelo in testa. Non possiamo giustificarci sempre. Come l'anno scorso, quando si è rotto Castro, ma non c'è Castro. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Non è una giustificazione plausibile il fatto che non ci sia Joao, che non ci sia il Ninja e che non ci sia Oliva. Magari con loro tre la partita sarebbe cambiata, però con i se e con i ma la storia non si fa. Quindi è inutile far trapelare quest'alibi di queste tre assenze, perché tanto non lo sapremo mai se con loro tre in campo avremmo mai fatto qualcosa. Quindi non usiamo gli alibi. Poi questo punto l'avevo già trattato. Difesa a 3 assolutamente bocciata perché sul primo gol di Carmine è totalmente libero, anzi Pisacane che prima lo marca poi lo lascia libero. Difesa a 3 secondo me totalmente bocciata. Si deve ritornare con la difesa a 4 e stranamente c'avevo ragione io perché l'avevo detto che secondo me la difesa a 3 col Cagliari non c'è sta tanto bene, infatti poi è tornata a 4, però vabbè. Ritornando all'argomento difesa, Valukiewicz, dove cazzo sta? Dove cazzo è Valukiewicz? Perché non fate giocare Valukiewicz? Non riesco a comprendere. Cioè, noi abbiamo mandato in prestito Romagna per tenersi Valukiewicz e per farlo giocare contro Juve, Inter in Coppa Italia, Milan. Non comprendo. Cioè, ci avrebbe avuto logica l'opposto. Mandi in prestito Valukiewicz e te tieni Romagna. Non lo so, non lo so, non lo so. Poi, altro punto. Avevo fatto 4 sostituzioni al posto di 5. Stai perdendo, butta in campo un Primavera. Fallo giocare, fallo esordire. Perché tanto si sa che poi Primavera ci mettono il doppio della voglia dei titolari. Quindi fai esordire uno giovane. Niente, 4 sostituzioni al posto di 5. C'è la possibilità di farne 5, tu ne fai 4. Complimenti. È rimasto qualcosina di Maran, eh? Infatti, effetto Zenga nullo. Effetto Zenga 0. Tante parole, come sempre. Ovviamente, questa è soltanto la prima partita. Però per adesso l'effetto Zenga è nullo. Assolutamente impalpabile. Staremo a vedere nelle prossime partite, però per adesso veramente zero. Schemi saltati, questo l'avevo già trattato nel video di ieri, perché a un certo punto la gente sta dando cazzo gli pare, però vabbè, ormai è una cosa normale. I cross inutili, vabbè, tralasciando che è un argomento che ci portiamo appresso da Rastelli, però che io vedo Cepitelli terzino destro che mi si mette a crossare, che crossa malissimo, mi dispiace dirlo, ma crossa veramente male. Che io vedo Birsa, e l'ha già fatto anche Cicarini prima di essere espulso, sulla tre quarti,
centrale, quindi non da sinistra o da destra, centrale, che crossa. Perché? Perché il cross da lì è inutile, non puoi crossare da lì. Ma come pretendi che uno crossi da lì e poi riesce a trovare il compagno? Non lo so, non lo so. Poi un altro argomento che ho visto che per molti è così, Nandez migliore in campo. Io sinceramente non ce la faccio a vedere Nandez migliore in campo, perché ok che per gli schemi saltati ogni tanto giocava a sinistra per qualche assurdo motivo e molte volte stava fuori posizione, però si è magnato diciamo un mezzo gol dentro l'area, perché il coglione doveva dribblare a tutti, per forza, doveva dribblare a tutti e si è fatto rubare il pallone. Ha costretto Cigarini al primo giallo per rimediare una cappellata che ha fatto lui. Ha sbagliato un sacco di cose che mo non mi vengono in mente, però ha sbagliato parecchie cose per essere Nandez, lo dico io che lo amo alla follia come giocatore. Nandez ieri non dico che è stato il peggiore in campo, però sicuramente è uno dei peggiori. No, è proprio il peggiore in campo, Nandez, che cazzo dico? Cioè, secondo me ha fatto una partita non da Nandez, perché non ha fatto molte cose che di solito gli vedo fare e se le ha fatte male. A me non mi è piaciuto per niente. Per carità, ha sempre corso, quello è vero, ha corso costantemente e non gli si può negare quello. Però a livello di gioco non è che abbia fatto tutto sto granché, ha perso una marea di palloni. Boh, a me non mi è piaciuto Nandez e infatti torno al punto che sta sotto, secondo me è Rog il migliore in campo, perché è l'unico che secondo me concretamente ha provato a fare qualcosa. Ha sbagliato qualcosina anche lui, assolutamente. Non c'è nessuno che abbia giocato ieri che sia totalmente esente da errori. Però Rog è quello che ci mette più grinta, è quello che portava meglio di tutti e ci riusciva meglio di tutti a portare avanti la palla e a cercare dei varchi che poi non si sa perché arrivavamo sulla tre quarti e incominciavamo a fare possesso palla. Se passavamo la palla da una parte all'altra, temporeggiando, perdendo tempo, aspettando che tutto il Verona si riposizionasse in difesa perché giustamente noi le cose ci piacciono difficili, quindi aspettiamo che ci stanno tutti. Però Rog è quello che magari ogni tanto tentava il contropiede. Il Cagliari non ha fatto un contropiede, ragazzi, non ne ha fatto uno praticamente. E Rog secondo me è quello che ha giocato meglio. E poi l'ultimo punto, quello più dolente. Ricordiamoci ragazzi che l'ultima vittoria risale al Cagliari Sampdoria 4-3 da data 2 dicembre 2019, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 6 mesi. 6 mesi che non si vince. Per 3 mesi siamo stati bloccati, è vero, ma so 6 mesi che non si vince. E da lì in poi abbiamo fatto 12 partite senza vittorie, 8 sconfitte e 4 pareggi, gol fatti 13, gol subiti 25, quasi il doppio. Quindi direi che gli alibi tipo Joao, il Ninja e Oliva non c'erano, lasciano il tempo che trovano, E niente ragazzi, questo video del giorno dopo finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!